Egregio direttore, sono uno dei numerosi bronzetti di questo storico museo da lei diretto. Ciascuno di noi racconta con dovizia di particolari la vita al tempo dei nuraghi, ma forse non tutti hanno tanti estimatori e tante storie da raccontare quante ne ho io. Ecco, io sono un suonatore di launeddas, sonus de canna, uno strumento musicale che non ha mai smesso di suonare in Sardegna. Ancora oggi tanti allievi dei miei allievi apprendono quest'arte e la tramandano con religiosa fedeltà e devozione ai loro allievi, così come ha fatto il mio maestro con me e io con i miei compagni di strada di generazione in generazione. Secondo quanto raccontano le cronache, sono stato trovato nelle campagne tra Ittiri e Uri, che ancora si contendono questa scoperta, oltre a litigare continuamente per il possesso dell'abbazia di Paulis, comune di Ittiri ma parrocchia di Uri, cara ai cercatori di tesori e di fantasmi. Pare che tra i ruderi di quella abbazia si aggiri ancora il fantasma del frate bianco, lo studioso archeologo eremita, ucciso e gettato nel pozzo una cinquantina di anni fa. Ma torniamo al mio ritrovamento avvenuto ai primi del Novecento. Fui scambiato per una piccola statuetta di santo, forse perché trovato vicino ad una chiesa, ma questo è ancora tutto da dimostrare. La signora che mi aveva in custodia questo credeva, si guardò bene dal mettermi nello stesso comò vicino ai suoi defunti e alle varie statuette di santi e madonne alle quali si rivolgeva giornalmente con le sue preghiere. Mi coprì con un fazzoletto che forse accentuava maggiormente il mio spiccato e crudo rilievo e chiamò immediatamente il parroco, raccontandogli il ritrovamento di questo santuzzo maleducato. Il parroco capì subito l'equivoco e informò immediatamente il sovrintendente Taramelli, che riconoscendomi subito come un prodotto della sincera educazione plastica nuragica, mi trasferì immediatamente al Museo di Cagliari, dove ancora risiedo assiso da quel lontano ma non troppo 1907. Beh sì, è vero. Queste mie protuberanze maschili e femminili, che però non hanno nulla di erotismo contingente e banale, forse mi hanno salvato dal finire in qualche vetrina privata, lontano dalla mia terra. Ma altre volte hanno creato non poco imbarazzo, tale da esserne privato, come nella pubblicazione Diorama della musica in Sardegna del 1937, o essere rappresentato con un grande scatolone come le statue capitoline che nel 2010 dovettero coprirsi le pudenda per non recare offesa all'illustre ospite iraniano. La musica delle launeddas, con la sua lunga e complessa relazione tra maestro e allievo, è strutturata in maniera tale da trasmettersi inalterata. Questo suono ancestrale, rimasto inalterato per secoli,
genera in tutti gli ascoltatori un forte impatto emotivo che fanno di questo strumento un elemento estetico di profonda e fiera identificazione culturale. Forse è anche per questo motivo che ancora oggi qualcuno si ostina a dire che non sono launeddas quelle che sto suonando. Beh, nell'indagine del passato tenebroso, lontano e incerto, è d'obbligo il rigore scientifico e il dubbio. Certo, qualche ipotesi palese però, bisogna pur farla. Qualche luminare cerca ancora di convincersi e convincere il mondo che non sono launeddas quelle che sto soffiando, in quanto non si vedono le ance che ho in bocca. Con un po' di buonsenso e senza farmi fare un attacco, inviterei questi esperti a provare a soffiare contemporaneamente 3 ance doppie, o peggio, 3 friscaletti, per dedurre che forse, anche se non si vedono, sono ance semplici, ance di launeddas. Signor direttore, ecco, bisogna contestualizzare e capire che certi oggetti funzionali rimangono molto simili per secoli, perché se sai fare le cose, continui a farle in quella maniera, l'habitus rimane. Aveva visto bene Taramelli che di piccone lavorava e le decine di studiosi che mi hanno preso in esame, dal Para a Zervos, da Liliu a Benson. Post scriptum. La calotta sferica che porto in testa non è una coppola, o forse sì. Non ricordo dove l'ho acquistata. Comunque, questa continua polemica sulle origini e sulle influenze esterne, su chi è nato prima, incominciano a stancarmi. Tante cose sono successe in questi secoli. Tanti amici, anche lontani nel tempo e nello spazio, hanno sperimentato il suono delle 3 canne, mentre i miei amici musicisti della Tunisia, del Libano e dell'Egitto sono rimasti affezionati alle 2 canne, come i greci, gli etruschi, i romani. Nella grande famiglia del Mediterraneo, signor direttore, dove ciascuno si è espresso a modo suo, le launeddas sono le uniche rimaste con 3 canne. E questo unicum, fiera identificazione culturale di questa terra, mi permetta, egregio direttore, va difeso, studiato e preservato. Forse quelle che suonate oggi non sono esattamente lo stesso strumento che soffiavo io. Diciamo che le mie sono il nonno o la nonna delle attuali launeddas, ma sempre genitore. E con questo spero di accontentare tutti e chiudere la polemica. Direttore, un ultimo appello anche per il mio amico di vetrina, il suonatore di corno di Genoni, che mi ha seguito anche nell'ultima trasferta alla mostra sul Mediterraneo. Purtroppo, alla fine degli anni 50, qualcuno sbadatamente gli ha rotto e perso lo strumento che suonava, per cui ora si sente inutile, non riuscendo più a trasmettere tutte quelle informazioni di cui è custode. Gli sarebbe sufficiente anche una buona didascalia, in modo da restituirgli il ruolo che gli compete, ma ancora meglio sarebbe allestire una Wunderkammer, dove riunire tutti i musici del museo, e siamo in tanti. Io ne conosco almeno una decina, dove maravigliare i visitatori che verranno a farci visita.